Anche lei con la Confartigianato e le 4 organizzazioni che compongono Rete Impresa Italia è in piazza. Sono le 10:30 di mattina e già è mezza piena, molto probabilmente raggiungeranno i 40-50 mila persone. Condivide la protesta, cioè gli imprenditori che scendono in piazza? Ma io la condivido in pieno perché la vivo in prima persona, essendo figlio e fratello di una partita IVA e di un artigiano in particolare. Purtroppo quando si parla di imprese molto spesso lo si fa solo nei salotti ma poi non dentro i palazzi. Questo ve lo posso garantire perché purtroppo da un anno a questa parte vivo questa esperienza in cui nel territorio si dice una cosa ma poi a Roma spesso si fa l'esatto contrario. Io credo che la coerenza dovrebbe tornare al centro più che dell'azione politica, proprio della vita politica, perché l'azione sembra un po' lasciata sempre alle responsabilità e alle colpe degli altri. L'azione invece dovrebbe essere una pratica quotidiana. Le imprese non scendono in piazza molto di frequente, sono scese solo 2 volte ed hanno ottenuto, una volta sulla minimum tax, un'altra volta sugli studi di settore. Lei ritiene che anche il nuovo governo ascolterà questa piazza? Ma io credo che convenga ascoltare questa piazza, ma soprattutto che convenga ascoltare quello che le imprese, in particolare del nord, chiedono, più che altro perché non so se più in basso così si possa andare. Ormai siamo vicini al punto di rottura e credo che questo Stato, se non vuole fallire, deve darsi una scossa. Il problema sa qual è? Che il costo delle imprese non lo risolvi in maniera uguale in tutta Italia dal mio punto di vista. Noi in Veneto diamo 21 miliardi di euro ogni anno in più a Roma che se rimanessero nel nostro territorio potrebbero essere impiegati per abbassare le tasse, a diminuire innanzitutto o eliminare del tutto l'IRAP dall'inizio e poi rivedere tutti gli studi di settore.